Allora, buongiorno a tutti, siamo qui oggi per presentare tutte quelle iniziative che abbiamo intenzione di fare per festeggiare anche quest'anno il Taglio di Porto Viro. Come Comune di Taglio di Po da anni ormai abbiamo preso questa tradizione di festeggiare il famoso taglio avvenuto 416 anni fa con varie iniziative. Quest'anno abbiamo deciso chiaramente, per tutte le problematiche Covid, di rivedere molto la formula. Così come anche negli anni scorsi l'obiettivo era quello di coinvolgere il più possibile i comuni del Delta, quest'anno abbiamo pensato la stessa cosa, nel senso non sarà il Comune di Taglio di Po solo a organizzare questo evento, che è, ricordo, l'evento che ha creato il Delta moderno. Taglio di Porto Viro ha creato quello che è il nostro Delta, e quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa a tre, quindi abbiamo avuto la collaborazione, abbiamo lavorato assieme al Comune di Ariano e il Comune di Corbola per creare questa serie di eventi quindi che si legheranno, poi chi è qui con me vi spiegherà nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, di creare degli eventi legati a uno strumento legato in maniera importantissima al nostro territorio e che fortunatamente è ritornato in auge dopo tanti anni grazie a tanti appassionati, che è l'Ocarina, di cui vi parlerà Gildo tra poco, e poi una giornata che dedicheremo alla scoperta e conoscenza del territorio, di cui vi parlerà Sandro, in rappresentanza chiaramente del Comune di Ariano, ma anche come guida naturalistica per entrare nel dettaglio delle cose. Passo la parola a Gildo che vi spiega quello che saranno gli eventi legati all'Ocarina e quindi gli eventi serali in programma. D'accordo, grazie Alberto. L'intenzione iniziale era quella di continuare con il Festival internazionale dell'Ocarina, che era previsto proprio quest'anno. È un festival biennale, l'alternanza dei 2 anni è perché nell'anno in cui non lo facciamo nel Delta del Po viene fatto a Budrio, dove diciamo l'Ocarina è nata, è proprio la patria, diciamo, dell'Ocarina. Il secondo posto italiano che ha dato i Natali all'Ocarina è proprio Grillara, vicino a Taglio di Po, nel comune di Ariano Polesine, dove c'è la fattoria didattica di Benvenuto Fecchio e attorno alla quale si sono sviluppate varie iniziative, varie attività, e la più importante era proprio il Festival internazionale. Quest'anno, per motivi di attenzione, insomma, per la salute e l'allarme del Covid, abbiamo cercato di fare comunque un'iniziativa che abbiamo chiamato il suono, la terra e il paesaggio, per rimanere in tema, insomma, del nostro ambiente, e con gruppi italiani. Con questo non significa che la caratura artistica sarà minore delle altre edizioni del festival, diciamo, perché abbiamo avremo ospiti nelle 2 serate, che sono il 5 di settembre e il 12 di settembre, sono 2 sabati, artisti di fama internazionale. Uno su tutti, il gruppo carnistico budriese Gob, famoso nel mondo, e molti altri gruppi italiani che si alterneranno. La prima giornata, dicevo, il 5 di settembre, sarà una giornata che partirà con un'escursione, magari poi Sandro vi spiegherà meglio nel dettaglio, e davanti alla chiesetta di San Basilio ci saranno 3 gruppi che si alterneranno in un concerto aperitivo, e a seguire addirittura un ricordo, un omaggio a Fabrizio De André, con un duo chitarra-voce e ocarina, quindi insomma tutto con un timbro un po' particolare. Sono arrangiamenti molto originali e io penso valga la pena partecipare a questo concerto. In più il concerto di sabato 12 qui in piazza 4 novembre a Taglio di Po sarà la conclusione di questa, chiamiamola, rassegna in 2 parti, dove ci saranno altri gruppi, tra cui gruppi anche locali. Spero ci sia partecipazione per poter seguire questo evento, e finirà proprio con il gruppo carnistico budriese, insomma, con i fuochi d'artificio per quanto riguarda l'Ocarina. Insomma, direi che
passo la parola a Sandro per dare dei dettagli anche della parte escursionistica. Diciamo. Sì, va bene, grazie e buongiorno a tutti anche da parte mia. Come Comune di Ariano, ovviamente, quando la proposta ci è arrivata dal Comune di Taglio di Po di collaborare nella realizzazione sia del Festival dell'Ocarina, perché inizialmente si parlava di questo, e sia del Taglio di Portoviro, insomma abbiamo decisamente visto di buon occhio questa proposta e abbiamo coinvolto anche il Comune di Corbora in questo e coinvolgendo per intero i 3 comuni dell'isola di Ariano, proprio perché è quella parte del territorio che, come prima diceva Alberto, nasce in Lenta Moderna con il Taglio di Portoviro, ma di fatto l'isola di Ariano è il territorio che più viene modificato grazie a questa opera fatta dai veneziani. Poi il Comune di Portogallo si svilupperà poi in seguito e quindi abbiamo ritenuto veramente di accolto di buon cuore la proposta di collaborare nella realizzazione delle attività che si dovevano fare. Le attività previste in qualche maniera ricalcavano quelle degli anni precedenti, purtroppo la situazione attuale non ci permette di buttare il cuore oltre l'ostacolo perché corriamo il rischio magari di dover ritrattare su tutto e allora abbiamo limitato l'attività ad una escursione che faremo il 19 di settembre, 3 giorni dopo il 16 che è il giorno in cui fu terminato il taglio e che partirà dal Taglio di Po, lungo l'Argine del Po di Venezia arriverà fino a Corbola, dove c'è la capanna del Papa, in pratica l'Os del Balutin. Poi dopo arriveremo fino a Santa Maria in Punta, da Santa Maria in Punta andremo in battello fino a San Basilio e da San Basilio poi dopo si ripedala nuovamente fino per tornare a Taglio di Po. Nei 3 momenti, in piazza a Corbola, in piazza a San Basilio e in piazza Taglio di Po ci sarà modo di fare da una parte un brindisi e dall'altra una merenda, insomma, in maniera tale che i partecipanti potranno, oltre che gustare le bellezze del territorio, anche dei prodotti della nostra terra. Un'altra escursione sarà fatta invece, come diceva Gildo, prima del concerto il 5 di settembre, ma quello verterà proprio gira da San Basilio fino a Grillara, probabilmente per andare a vedere il Museo Laboratorio L'Ocarina della famiglia Fetti. Auspichiamo che questo sia il primo di altre iniziative che i comuni dell'isola di Ariano potranno fare assieme perché credo che sia la strada migliore da percorrere per il nostro territorio. Faccio un po' sintesi di quello che hanno detto i miei compagni di viaggio. Riguarderanno sostanzialmente 3 sabati di settembre, perché ovviamente come sapete il settembre è il mese dedicato a questa iniziativa. Avremo quindi il sabato 5 l'iniziativa chiamata Il Suono della Terra, che sarà la rassegna ocarinistica del Taglio di Po, che aveva già detto anche Gildo. Sabato 12 I Suoni del Paesaggio, soltanto che il 5 si svolge ad Ariano Polise, precisamente di fronte alla chiesetta di San Basilio, e sabato 12 in piazza 4 novembre, e poi sabato 19 l'iniziativa Tra le terre e le acque del Taglio, dove ci sarà la discussione che vi ha raccontato prima Sandro Vidali. Ovviamente tutte le iniziative saranno seguite da me di Impolesine attraverso le dirette Facebook di Leandro Maggi. Allora ricordo che per la questione tematica Covid che ci sta assillando, tutte le iniziative sia del 5 settembre che del sabato 12 saranno quindi oggetto di prenotazione e troverete anche il numero di telefono nella locandina, che adesso inizieremo a far girare sia sui canali social che anche nei vari bar. Speriamo insomma di vedervi numerosi all'iniziativa. Ci raccomandiamo ovviamente le mascherine e tutti i dispositivi necessari per poter vedere l'iniziativa in sicurezza.